Buonasera a tutti e benchiatas con Gnovis. A son we nuf i muarts con Covid tra la nostra regione, tra le ultime 24 ore di Kestie, enti un uomo di 49 anni di Nimis e un di 64 di Muie. 1436 news casi di infezione, saltas fur di passa 10.000 test svelts, antigenics e 7.098 tampons molecolari. A son 41 le persone ricoverate in terapia intensiva e 390 in che altri reparts. Intanto l'azienda sanitaria universitaria dal Friul centrale viaggerà al centri vaccinali dall'ente fiera un sportello a queste per cui ha avuto fastidi sul Green Pass, tanto perché sono guariti che perché hanno fatto la vaccina. Passe di tonnellate di chiar porcine lavorate sono stati sequestrati in tutta Italia in una grande operazione dal reparto di tutela agroalimentare dai carabinieri. Essi controllati una trentina di aziende di trasformazione e vendite di chiar di porci, tanti e qualchidune che è in territori regionali, per verificare che siano stati applicati in maniera corretta le norme per etichettare i prodotti. Più di 130.000 euro il valore della roba sequestrata, con 30.000 euro di multis dati fur. Sono 3.000 in tutta Italia i comuni che hanno aderito all'iniziativa nazionale dall'ANCI, quindi il cresci dagli sbolletti energetici che ti dentro anche i municipi. Alis vote di sere è stata distudiata la luce sugli edifici simbolici di tante località, alla aderita alla protesta anche Voleson d'Arzin, non sé del Consiglio Comunale, lo hanno fatto all'uso di Chiandele. Per gli ultimi mesi si è reso conto di che vuol dire l'aumento delle utenze sia per la luce che per il gas. In particolare le famiglie e le imprese che hanno ricevuto davanti dal governo nazionale contributi per cercare di contenere questo problema. E se comunque in realtà stanno dentro i bolletti dalla luce pubblica piuttosto che dalle scuole che i costi sono aumentati tanto. Si dice addirittura più di 10 miliardi che sarà necessari per coprire questo aumento. E allora, per domandare una mano, per facilitare dal governo nazionale, i comuni hanno deciso di fare una protesta, una manifestazione che è consistita di studiare le luci che hanno illuminato monumenti come il Cistello a Voleson, la fontana che è presente in Piazza Municipi ad Arzi o la Cedrea di Eri Bertoia. E per di più i vin avuto l'opportunità come comune di Voleson d'Arzi che i vin registrati già 80.000 euro di aumento del costo dell'energia, i vin deciso di fare una protesta un po' più particolare. I vin fatto un consiglio comunale e proprio ieri i vin di studiare le luci e si sustinderanno con se che è la luce che vengono da una candela. Ogni consigliere comunale ha portato una candela e viene fatto un talk dal consiglio comunale dove con l'uso dalle flammutis e dalle candele. Questo dome per mettere in evidenza che vi necessità di una mano dalla banda dal governo, perché altrimenti saremo costretti o a ridurre i servizi che danno ai nostri cittadini o per aumentare le tasse. E allora spero che le aperture che vengono in tutto dal governo nazionale, dal primo ministro Draghi, a sedi conseguenti e che hanno dato un ristoro per evitare di mettere in mano dei sacchetti della nostra ente. 9.000 news queste di vore in regione del 2021, alle queste date che al salte fuori dall'analisi dell'osservatorio regionale dal marchiato del lavoro, dove che si vede che il conto della Int che è stato chiappato su e che ha accumulato il lavoro in un anno al far segnare un miglioramento anche rispetto al 2019, prima che scoppasse la pandemia. Cresciuti le assunzioni per i giovani e sotto i 29 anni per la Int presore dai 55, ma è cresciuta anche il numero di che ha mollato l'ora di lavorata. La nostra regione, 1 su 4, ha lasciato il posto di lavoro in maniera volontaria. Il settore della costruzione sale al primo posto per le nuove assunzioni.
L'amministrazione regionale destinerà al 2022 30 milioni di euro di risorse in più per supportare la programmazione per FESR. Lo ha confermato l'assessore regionale di finanze Barbara Zilli dopo che la quinta commissione consigliare ha dato il parere favorevole, senza nessun voto contrario al disegno di legge che stabilisce la misura complementare alla programmazione europea. Allora, sentiamo i consiglieri regionali Mauro Di Bert e Enzo Marsilio. Mi pare una bella e buona proposta di legge che va a mettersi d'ogni di questi importanti fondi di 365 milioni per i fondi europei e quindi sono iniziative dedicate allo sviluppo del territorio. Non è manifestazioni particolari, quintriche o quintricolate, magari strumentalizzazioni politiche come qualcuno al tempo magari fa, ma di intese con le giunte, ma col parere anche delle commissioni e quindi questi poi giudicare e previo bando di gare si darà a soddisfare esigenze del territorio che sono tanti, quindi risorse buonis, sanis per il benessere delle nostre imprese e del nostro tessuto sociale. Una grande operazione a miei giudizi. Beh, i 30 milioni sono messi in finanziaria e sono sicuramente positivi. Ciò che ci preoccupa è che siamo un ulteriore fondo per droppare in campagna elettorale, visto che ormai siamo già entrati dall'ultima finanziaria e ormai è campagna elettorale per noi. Quindi la gestione che sbezza chi se non è trasparente, non è chiara, ovviamente non ha significato. All'estate è centrato un 5 al Super Enalotto in una ricevitoria di Tavagnà con un premio totale di 51.000 euro. Santimoni su un'idea di cui cale il fortunato Giulia d'Oro, croca al sé di un cliente abituale, l'ha commentato Roberto Moreale, il titolare dalle edicole, ospedi dome che qui cala vinte Salmeretti, o si instas visats di un altro cliente come ospedi di Vergine Bottiglie in compagnia alla serate. Sono finiti le celebrazioni dalla zona di Quarta Udin con l'intitolazione dal Placial dalla zona di Vialvignesi a Norma Cossetto, occupate dai partigiani jugoslavs in tal 1943. A Istapona la Targhe, ieri anche Paola Del Din, medaglia d'oro per la resistenza. Sintin il sindaco di Udin, Fontanini. Giornata importante per intitolazione a Norma Cossetti qui a Sansualt. Sì, ho sentito sulle taronde qui a Sansualt che le vengono intitolate a Norma Cossetto, una martire istriane che è stata colpata di violenze dai partigiani e comunisti di Tito. La città di Udine ho voluto ricordare anche perché a Udine vivono anche tante persone che hanno sconosciuto la sala, i loro chiasis, il loro paese, e schiampà perché rischiavano di essere infoibati e di essere colpati. E è una persona, la Norma Cossetto, importante, ricordata in tanti posti anche in Italia, e Udine non poteva essere di mancul e ha voluto dedicare queste taronde proprio per ricordare la sua storia, che è una storia terribile, che però è succeduta e non possiamo dismentare. Le giostre che ogni carnevale veniva emittuta su dal comune di Udine è stata spostata in Marchiatvieli, è stata screata in giornate, un'inaugurazione che ha sticciato le polemiche politiche e ha rispinto l'assessore Maurizio Franz. Ma mi dispiace che la sinistra vuole fare polemiche su ogni roba, come anche sulla giostra in via Marchiatvieli. Ricordo che la giostra lei è sempre stata in via Lionello, cioè davanti al palazzo del comune di Udine, come non è possibile perché lei è stata emittuta dalle nuove edicole e quindi l'aveva emittuta in un posto centrale, al momento di divertimento per i frutti, per le famiglie, perché consegna a carnevale. Mi dispiace che la sinistra, che non si mette d'accordo sul candidato sindaco, perché qualcuno non la vuole di Venanzi, si le chiappa con i frutti e con le famiglie, anche in un periodo come quello di Carnevale, che è un momento di rinascita, perché ho avuto bisogno, stiamo venendo fuori finalmente dell'emergenza coronavirus, e quindi abbiamo bisogno anche di stare insieme e i frutti hanno bisogno di divertirsi. E anche per lo sgnota le dut, con Gnovi si torna in Aiodi lunis di sera. Mandi e buone sere.